Ascolto, ben trovati all'appuntamento con Onda Libera. Riprendiamo oggi a proporvi, da dove ci eravamo interrotti, i documenti relativi al processo, agli atti giudiziari sulla strage di Erba, per una serie di motivi che abbiamo già detto più volte e che hanno a che fare anche con il fatto che questo materiale intanto è sconosciuto largamente a chi ci ascolta e che ha catalogato ovviamente questa vicenda anche sulla scorta delle pronunce giudiziarie come una vicenda conclusa definitivamente, ma il modo in cui si è arrivati alla conclusione e il materiale a disposizione abbiamo sempre pensato che potesse essere utile e indispensabile, anzi a chi ascolta, intanto per ricostruire in sé la vicenda e poi anche per toccare con mano una serie di questioni delle quali a volte siamo abituati a parlare sotto il profilo del dibattito politico, del dibattito pubblico, quando si parla appunto della macchina della giustizia, delle sue storture o delle cose da fare, delle riforme e via dicendo, e anche quando si parla di principi che dovrebbero reggere questa macchina giudiziaria a garanzia di tutti i cittadini. Quindi una vicenda emblematica e anche sconosciuta, quindi c'è un doppio profilo, c'è un profilo di carattere proprio contenutistico, cioè i fatti, gli atti e le questioni che sembrerà paradossale a chi magari ha ascoltato solo parte delle trasmissioni o non ne ha ascoltata nessuna. In realtà in una vicenda giudiziariamente formalmente conclusa abbiamo ancora quelle che la stessa Corte di Cassazione ha dichiarato essere delle aporie, cioè delle cose che non tornano, delle questioni non risolte. Sono molte di più di quelle che sono citate nella sentenza di Cassazione e abbiamo imparato a conoscerle in questi mesi, in questi anni ormai. Abbiamo imparato a conoscerle una per una, in dettaglio, e non sono dettagli, sono questioni essenziali alle quali il procedimento giudiziario, nei suoi 3 gradi di giudizio, a tutt'oggi possiamo tranquillamente dire non ha dato una risposta certa, in alcuni casi non ha dato proprio risposta per niente, no? E io ringrazio a questo proposito, in questa duplice veste, diciamo così, di persona che ci permette di conoscere i fatti, ma anche di ragionare intorno a questi fatti, l'avvocato Fabio Schembri, che è qua con noi, buongiorno a tutti, che insieme all'avvocato Luisa Bordò difende Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati, come tutti sanno, in via definitiva per la strage di Erba. Noi oggi vorremmo riprendere con i documenti audio e poi li introduciamo brevemente, però visto che mi pare a fine mese su Sky ci sia una trasmissione che ripercorre quella vicenda della strage di Erba, ogni tanto qualche canale televisivo magari si storna su questa questione qua, però al di là diciamo della questione mediatica, che peraltro ha una parte importantissima come abbiamo visto in questa storia, e la ebbe nel momento in cui ci fu l'iter processuale vero e proprio, la ebbe in termini negativi, perché tutti questi fatti di cui stiamo parlando non furono raccontati quando l'opinione pubblica aveva bisogno di conoscerli, e anche i giudici popolari, mi viene da dire fin dal primo grado, no? Avevano bisogno di conoscere, e tutti avevamo bisogno in generale di un'informazione che fosse in grado di raccontare i fatti. Questo ne abbiamo bisogno sempre, per questo che questo caso, diciamo, diventa un caso emblematico, un caso che ci può dire delle cose e far riflettere su queste cose. Al di là dell'aspetto mediatico, dicevo, però vorrei chiederle innanzitutto, riprendendo le fila di queste numerose puntate che abbiamo fatto, qual è dal suo punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista civile, mi viene da dire, no? Perché la sua professione, quella di avvocato, è anche una professione che inevitabilmente ha un riflesso più generale che non quello strettamente penalistico. Le questioni che affronta, le vicende di cui si occupa, inevitabilmente hanno un riflesso civile che riguarda tutti, perché quello dell'avvocato è una funzione importante in una macchina giudiziaria che esercita una delle funzioni più importanti di qualsiasi società, no? Cioè quella di assicurare tendenzialmente la giustizia, secondo determinati criteri e canoni e leggi che devono mettere il cittadino in una posizione di sicurezza tendenzialmente. Poi sappiamo che il mondo ideale non esiste, ma sappiamo anche che certe storture dovrebbero essere sanzionate, dovrebbero essere conosciute e sanzionate, quelle almeno più palesemente in grado di distorcere il funzionamento della macchina giudiziaria, cioè di distorcere poi alla fine una funzione essenziale per la collettività. Da questo punto di vista, quindi, io le chiedo, così per sommi capi, perché potremo parlarne per lungo tempo naturalmente, però di chiarirci, magari di dare il suo giudizio su quella che ancora oggi questa vicenda giudiziaria racconta e quali sono
i punti essenziali, diciamo, che vengono fuori secondo lei da questa vicenda giudiziaria che riguardano la collettività, cioè tutti noi. E per quanto riguarda Erba, poi molto spesso, diciamo, possono esserci naturalmente delle analogie e non sovrapponibili con altri casi, ma certamente delle analogie. L'aspetto mediatico diventa fondamentale, nel senso che quando i riflettori vengono puntati su un caso, su un determinato caso, e quindi viene fatto conoscere in un determinato modo quel caso giudiziario all'opinione pubblica, sia in un senso che nell'altro sorgono tante problematiche. E da un lato probabilmente c'è la pressione che avvertono gli inquirenti quando si hanno i riflettori puntati nel volere giustamente risolvere subito, in fretta, e dare una risposta di giustizia alla collettività, quindi quel caso attenzionato dai media. Però molto spesso nella migliore delle ipotesi, che è quella proprio la buona fede e quindi l'amore di giustizia che spinge gli inquirenti a risolvere in un determinato modo un determinato caso, può fare commettere degli errori. E tutti quanti noi che siamo degli esseri umani, dal difensore che comunque difende in questo caso una parte privata, però anche gli inquirenti, l'organo, i pubblici ministeri, il giudicante, naturalmente può restare influenzato da quelle che sono anche le pressioni mediatiche. Ora, il caso di Erba, per chi lo può ricordare, soprattutto all'inizio, non vi era una spaccatura tra innocentisti o colpevolisti, si era dato sin da subito per scontato che fossero loro. Quindi le indagini da un certo momento in poi vennero fermate dopo la confessione di Olinda e Rosa, e nessuno seppe più nulla per lungo tempo. Le indagini in quel caso vennero indirizzate per quello che poteva essere uno strano movente dei rumori condominiali, delle liti condominiali, e da lì, insomma, si iniziò a mettere in piedi quella che poi era l'ipotesi accusatoria. Cioè Olinda e Rosa che avevano fatto questa strage proprio per delle beghe condominiali, con delle liti condominiali con Raffaella Castagna. E si seppe solo questo, null'altro, sia quello che poteva essere, diciamo, di interesse investigativo, cioè nel senso che le vittime, le connessioni che potevano avere, le eventuali ipotesi alternative che potevano sorgere al di là di Olinda e Rosa, non si seppe proprio nulla. Sia per quello la possibilità da parte di Olinda e Rosa di commettere uno scempio del genere non fu per nulla approfondito. Quando, tra l'altro, sì. Questo lo ricorderanno magari la gran parte di chi ci ascolta, però lei, l'avvocato Bordò, l'avvocato Paccia, arrivate a distanza di mesi. Ecco, sì, stavo dicendo proprio questo. Noi arriviamo a distanza di 7-8 mesi dopo le confessioni, dopo che insomma le indagini erano concluse, quindi poco prima che si celebrasse l'udienza preliminare, e quindi abbiamo avuto modo di leggere quelli che erano gli atti processuali, ce ne siamo fatti, abbiamo tratto da questi una nostra convinzione, che poi era diciamo quella dell'innocenza di Olinda e Rosa. Però in questo caso, a differenza di tanti altri, in realtà la difficoltà è stata proprio quella di provare a difendere queste due persone, proprio perché molti, in particolare in quel caso forse gli organi inquirenti, davano per scontata, diciamo, la loro colpevolezza, e quindi ci venne addirittura rimproverato di provare a difenderli. Quindi insomma, ecco,
Questo è stata una stortura che difficilmente si verifica anche in altri casi, però mi ricordo che anche nei dibattiti televisivi si disquisiva sul perché avessimo fatto la scelta di fare il dibattimento anziché l'abbreviato. Insomma, visto che c'era... avvocato Schembri, quello che lei sta dicendo mi fa venire una domanda spontanea, Sì. ovvero abbiamo, dopo tanto discutere sul giusto processo, sulle garanzie processuali, eccetera, insomma, in qualche modo è entrata, secondo lei, nella mente dell'inquirente? Vabbè, l'inquirente si può dire ha una sua funzione accusatoria, anche se in teoria non dovrebbe essere così, legge alla mano. Comunque, nella mente del giudice, dell'inquirente, degli addetti ai lavori della giustizia e dell'opinione pubblica, che però è governata anche dai media e da quello che gli raccontano, è entrata una parvenza, un minimo in tutti questi anni, di quel concetto base che è: io devo giudicare una persona colpevole sulla base di prove chiare e motivate, e anche quelle che le cose che rigetto e che escludo devono essere motivate, cioè devo garantire, diciamo, che il giudizio si basi sui fatti, e devo rispettare quel sacro principio del ragionevole dubbio, per cui non si condanna se c'è un dubbio ragionevole, o aporie, come perfino dice una sentenza della Corte di Cassazione. Ecco, questa roba è un po' entrata nella mentalità collettiva e degli addetti ai lavori? No, non è entrata. Non è entrata perché evidentemente fa parte anche della nostra cultura, sostanzialmente. Non siamo riusciti a uniformare la nostra cultura a quello che è il codice accusatorio, quindi il processo accusatorio, quindi parità tra accusa e difesa, che poi in realtà non esiste, è soltanto, diciamo, scolpita dalla norma, ma non rispettata nella sostanza. Ecco, lei proprio diceva aporie riscontrate dalla Corte di Cassazione. Seguendo il percorso, cioè la storia di Erba, proprio come le dicevo, cioè inizialmente ci veniva anche rimproverato, no? Perché li difendevamo, di difenderli piano piano e magari in punta di piedi, eventualmente facendo un abbreviato e andando a sindacare anche la nostra attività. Questo difficilmente, diciamo, si riesce a replicare in natura quello che è accaduto ad Erba, perché poi di fatto, soprattutto in primo grado, devo dire, ahimè, più che il processo a Olindo e Rosa c'è stato il processo alla difesa. Quindi un clima diciamo abbastanza surreale, dove sostanzialmente devo dire che in primo grado non è stato un vero e proprio processo, ecco. Poi purtroppo quello che è accaduto a Como non si è riusciti a raddrizzarlo, perché diciamo nei gradi successivi, perché l'esito è stato quello che è stato. Però tuttavia, nonostante l'esito, vi è stato un altro tipo di approccio sia in appello e sia in Cassazione rispetto a questo caso, tant'è vero che si è passati da un qualcosa di assolutamente scontato, si diceva che uno quasi quasi si doveva pure vergognare di sostenere determinate cose in primo grado, a una Cassazione che ha ravvisato innumerevoli dubbi ed aporie che certamente cozza con quella che era, diciamo, questo processo che si è tenuto a Como in primo grado, dove si dava tutto per scontato. Che cos'è che non riusciamo a superare noi? Non riusciamo a superare, molto spesso magari è così quello che andrò a dire, cioè nel senso, noi riteniamo che la fonte più qualificata sia diciamo la fonte dell'ufficio di procura, quindi quello che dice l'inquirente, quello che dice l'ufficio di procura indubbiamente va, perché indubbiamente è una fonte qualificata, va a influenzare l'opinione pubblica, no? E quindi già un caso che interessa grandemente i media naturalmente parte un po' così, un po' diciamo con per la difesa un cammino in salita, certamente in salita. Questo lo si è fatto grandemente ad Erba, dove io l'avevo definita all'epoca, diciamo richiamando Schopenhauer, un attacco ad hominem. Si è preferito
anziché fare il processo a Olindo e Rosa, inquinare la fonte di coloro i quali difendevano Olindo e Rosa, cioè si è dato addosso all'avvocato in modo tale che, insomma, certo, io l'ho definito il più bieco delle strategie processuali, si è scelto questo per delegittimare la fonte in questo caso di difesa, quindi la validità di quella che poteva essere, e anche questa è una strategia processuale. Certo, non è lecita. È lecita, ma sinceramente, ripeto, l'ho detto 8 anni fa, lo dico adesso, la più bieca strategia processuale. Tutto sommato, involontariamente, questo avviene in tutti i casi giudiziari, più o meno in dose massiccia. Io le voglio fare un esempio. Io ho avuto modo di leggere sull'online, il Corriere della Sera online, no? Quello che è stato un articolo che partiva proprio da Bergamo, guarda caso, su una trasmissione che lei ha tenuto su un altro caso di cronaca di Ara Gambirasio, che è stato associato alla strage di Erba, e in un certo senso, diciamo, sbagliando probabilmente anche l'oggetto della disputa, e quindi il giornalista è andato a fare determinate considerazioni dopo la sua trasmissione, dicendo che magari già dagli ospiti si poteva capire quale potesse essere l'esito dei loro commenti. C'è no? Pubblicità, la interrompo, sì. E non sapevo che mi avrebbe tirato in ballo. Ma io voglio fare proprio un esempio perché calza bene, ecco, no? Poi ne parliamo, visto che l'hai richiamato quell'esempio lì, di cui non sapevo che l'avrebbe fatto, però ne parliamo volentieri. No, non è preparato, però calza bene e vorrei farlo. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Rieccoci qua, avvocato Schembri. Sì. Stava dicendo giusto appunto di una questione che mi riguarda. Sì, è una questione che la riguarda, in parte è stata tirata in ballo anche Erba, e io devo dire chiaramente per che cosa, almeno ho potuto intuire, per cercare di screditarla sostanzialmente. Dice lo stesso diciamo giornalista che ha in un certo senso diciamo così perorato o si è occupato della strage di Erba in certi termini. No? Come se occuparsi di una questione in certi termini fosse squalificante, no? Associandola quindi a Yara Gambirasio. Ora, e qui naturalmente bisogna fare delle considerazioni, cioè soprattutto per chi è reduce da una campagna Como, insomma, no? Di tanti anni fa. Vede, in questi, nei processi proprio mediatici c'è questa forza, diciamo, degli inquirenti, quindi insomma una forza spropositata rispetto alla forza della difesa, naturalmente, no? Essendo appunto una fonte qualificata, si gioca sostanzialmente una partita che non è una partita processuale, è una partita diciamo che si svolge mediatica su binari paralleli e da botte e risposta.
Quindi uno si deve attendere che anche il giornalista che si vuole occupare in un determinato modo, ma al di là di prendere le parti, se innocentista o colpevolista, raccontare i fatti, raccontarli in un determinato modo, si deve attendere naturalmente certi attacchi. Fanno parte del gioco, delle regole del gioco. Quindi, guarda caso, lei ha fatto questa trasmissione e altri giornalisti, in questo caso di Bergamo, perché dico e sottolineo di Bergamo e non di Milano piuttosto che di Aosta? Perché molto spesso i giornalisti locali hanno diciamo una certa confidenza con gli organi inquirenti, no? E quindi è giusto che si rispondesse, no? Visto che è una partita, se uno fa un gol, l'altro deve cercare di pareggiare, va in attacco e quindi, no, e quindi riequilibrare le sorti della contesa. Ecco che subito c'è stata questa risposta, un piccolo attacco a lei, una stilettata che doveva naturalmente aspettarsi, però anche questo tipo di giornalismo diventa uno strumento, cioè riequilibrare le sorti di quello che dovrebbe essere un libero pensiero. Nel senso che io posso pensarla in un modo diverso rispetto a lei per quanto riguarda il caso X piuttosto che per quanto riguarda il caso Y, però devo anche avere la libertà di poterla raccontare una determinata cosa, al di là se la mia idea sia giusta o sbagliata, senza diciamo ricevere degli attacchi tra virgolette gratuiti e sotto certi profili, e non parlo in questo caso del suo caso personale, anche sgradevoli e offensivi. Questo avviene sempre, cioè avviene sempre nei casi giudiziari. Basti osservare, ecco, riprendendo per un attimo il caso di Ara, ogni volta che vi è una notizia che viene fatta uscire dalla difesa, in questo caso non da lei, vi è una risposta da una fonte giornalistica che evidentemente attinge la notizia direttamente dagli organi inquirenti per cercare di riequilibrare da un punto di vista mediatico il campo. Questa è la prassi. Sono gli usi processuali che diciamo avvengono nei casi processuali mediatici. È la prassi che non è scritta naturalmente e che probabilmente, almeno a mio giudizio, non si dovrebbe verificare, perché ritengo che poi il processo vada sviluppato interamente in dibattimento. Però purtroppo che cosa accade? Accade che da un lato alcune volte, non sempre, gli organi inquirenti lasciano trapelare determinate notizie che dovrebbero restare diciamo delle notizie buone solo per gli organi inquirenti, poi eventualmente sviluppate in un processo. Nel contempo poi la difesa cerca di controbattere da un punto di vista mediatico, giusto o sbagliato che sia, però il più delle volte non è diciamo la difesa che inizia questo giochetto. La difesa si trova con un giochetto, almeno per quanto è capitato a Como, già bello e confezionato, cioè arriva così come siamo arrivati noi, quando ormai decine e decine di trasmissioni sono state fatte, i colpevoli sono stati ormai dati in pasto all'opinione pubblica, prima del processo, prima dell'udienza preliminare, addirittura quando siamo arrivati noi c'erano già dei libri, c'era stata una fiction, cioè era tutto fatto, era tutto diciamo ormai indirizzato verso una determinata soluzione finale. È chiaro che chi quella soluzione finale che altri hanno creato la mette in dubbio, sia da un punto di vista diciamo dei difensori, sia da un punto di vista giornalistico, molto spesso rischia di essere attaccato. Anche perché poi che cos'è che succede? Succede una vera e propria, diciamo, gelosia, ecco, questo mi sembra di averlo professionale, no? Gelosia professionale e questo riguarda anche i giornalisti, soprattutto i giornalisti locali. Arriva, non il suo caso, il tizio da Roma che magari ritiene di saperla più lunga del cronista di Bergamo e che ritiene, in base agli elementi che ha visionato, che la storia raccontata per parecchi mesi non è proprio quella che hanno raccontato i cronisti, per esempio, di Bergamo, piuttosto che di Como, piuttosto che di Aosta.
magari potrebbe essere diversa e diciamo esprime il suo libero pensiero. Tutti coloro i quali sino a quel momento per mesi e mesi hanno raccontato la stessa identica storia si sentono in un certo senso attaccati e boicottati. Ed allora, siccome lei sa meglio di me come va diciamo il mondo dei giornalisti, cioè basta che l'ANSA batte una notizia e poi 25 quotidiani la riportano identica, no? Quindi se impazzisce un giorno quello dell'ANSA, magari potrebbero prendere tutti quanti la stessa giornata una topica incredibile e commettere lo stesso errore. Siccome diciamo poi quindi la notizia si uniforma, se uno in 15, 10, 25 quotidiani diversi manda la stessa identica notizia e scrive la stessa identica notizia per mesi, che quello è colpevole, quell'altro pure, le cose sono andate in quel modo, è chiaro che se io, giornalista, dovessi azzardarmi 4 mesi dopo a prendere un'altra linea e un'altra discesa, è chiaro che andrei contro a tutti gli altri miei colleghi che per 6-7 mesi hanno scritto in un determinato modo. E quindi la topica chi l'hanno presa? Quei 25 che si sono uniformati all'agenzia ANSA oppure quei 2-3 giornalisti che la vedono in altro modo? Certamente gli altri 25 diranno che gli stupidi sono quei 3. Ecco. E allora si demonizza non solo eventualmente il difensore, ma anche il giornalista che si è fatto in un certo senso abbagliare dalla difesa, come se eventualmente prendere per un attimo o seguire quelle che possono essere le linee difensive sia un reato oppure un peccato mortale. In realtà voi avete un codice che disciplina in altro modo quella che dovrebbe essere la vostra funzione. Quindi il fatto di un'ottica neutra, ecco, se un giornalista già si pone in modo neutro rispetto a quella che è l'ipotesi accusatoria, non viene guardato di buon occhio, diciamolo pure, insomma, no? Ed è in questo caso una neutralità, cioè non abbracciare una tesi accusatoria. Ecco, magari il giornalista stesso rischia di diventare un giornalista strampalato per quella che è, diciamo, l'uniformità di giudizio di tutti gli altri. Ecco, questo è successo grandemente in modo massiccio ad Erba rispetto a tanti altri casi giudiziari, dove addirittura non solo i difensori, diciamo, sono stati pesantemente attaccati, ma anche qualche giornalista che diciamo, ha provato a guardare le cose con i suoi occhi, senza gli occhi dei colleghi. Giornalista del giornale, ma anche del TG1, ma anche del TG2. Del TG2, sono stati violentemente, pesantemente attaccati, e anche qualche altro, cioè tutti hanno subito degli attacchi anche personali, professionali e quant'altro. Questo, diciamo, non è una bella, diciamo, immaginetta, una bella immagine di quello che sta anche ai margini, ma è importante del processo, di un processo penale, cioè gettare discredito sulla difesa piuttosto che sul giornalista che magari cerca di seguire, così come dovrebbe fare, il processo e poi scrivere quello che ritiene di dover scrivere. È chiaro che abbassa di molto quello che dovrebbe essere invece il ruolo in un processo dell'opinione pubblica, cioè di sentinella della legalità, cioè andare a guardare il processo e vedere che da quel processo che cosa esce, perché il processo è pubblico, no? Quindi dovrebbe essere raccontato, ma dovrebbe essere raccontato come vuole il giornalista, non come vuole l'organo d'accusa. Ecco. Quindi molto spesso io capisco le difficoltà che ci possono essere, ripeto, le difficoltà innanzitutto di tornare indietro rispetto a una storia che per mesi si è raccontata in un determinato modo. Quindi voglio dire, tornare indietro sui propri passi e dire probabilmente quello che ho scritto per 6 mesi non è proprio così, non è facile. Io capisco che da un punto di vista umano non è facile, cioè ritornare indietro e dire magari ho commesso qualche errore. Nel contempo capisco pure che avere, soprattutto per i locali, diciamo i giornalisti locali, diciamo, contrapporsi oppure porsi in modo neutro nei confronti dell'ufficio di procura potrebbe, diciamo, creare nel lavoro futuro delle problematiche, cioè fare non prendere delle notizie e quindi è chiaro che anche questo pone, diciamo, il cronista in una condizione di inferiorità rispetto
all'organo di accusa. Beh, questo ci ha raccontato benissimo Gian Gavino Sullas, no? Che è un cronista Sì, tanti anni di giudiziaria, e ha detto esattamente questa cosa, ma ha anche detto un'altra cosa, perché lui ha intervistato una giurata popolare nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher, la quale dice, proprio in virtù del racconto fatto secondo questi canoni dai giornali, dai mass media, eccetera, noi siamo entrati in quella Camera di Consiglio come giudici popolari, cioè persone comuni che si approvvigionano largamente nei mesi precedenti dagli organi di stampa, dai mass media, dalle TV. Certo. Siamo entrati in quella Camera di giudizio, diciamo, ben convinti che quei due fossero colpevoli. Cioè Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Questo, diciamo, è poi il riflesso pratico all'interno del meccanismo processuale del racconto mediatico. Certo. Quindi a un certo momento il giudice popolare, mi viene da chiederle anche questo a questo punto, il giudice popolare a Erba in primo grado, appunto, c'è stato il giudizio in corte d'assise, sì, no? Quindi con dei giudici popolari. Per come è concepita questa forma, diciamo, di giuria e di giudizio, il giudice popolare, secondo lei, poi c'ha la possibilità, una volta che deve fare il suo lavoro di giudicante, di mettere da parte il racconto mediatico, accedere alle carte, verificarle, conoscerle, come stiamo cercando di fare noi adesso a posteriori, a tanti anni di distanza, conoscere i documenti e farsi un'opinione solo su quelli? Oppure la presenza, diciamo, comunque di togati all'interno del collegio indirizza, glielo chiedo proprio in maniera pratica, solitamente indirizza anche il giudice popolare, oltre al racconto mediatico che lo ha già formato in qualche modo, in una certa direzione? Ma io generalmente, non solo il giudice popolare, ma anche il giudice togato, ovviamente, può essere condizionato da quella che è l'opinione pubblica, quindi il sentire comune, o almeno quello che è stato raccontato dai media all'opinione pubblica. Questo è indubbio. Poi nasce pure la difficoltà certe volte, al di là di quello che può essere un pensiero, nasce pure la difficoltà di tornare indietro e di fare chiarezza su un determinato caso, quando quel caso è stato raccontato in un determinato modo, soprattutto da un organo qualificato qual è l'accusa. E certe volte le sentenze più difficili, non perché una persona magari non possa o non debba in quel caso essere innocente, le sentenze più difficili da scrivere sono quelle proprio di assoluzione, perché insomma lì il magistrato, il giudice, quello che diciamo manifesta in modo pieno la propria autonomia e la propria terzietà, no? È molto più semplice scrivere una sentenza di condanna, perché tutto sommato aderire a quella che è la tesi accusatoria, quindi una tesi qualificata rispetto alla tesi difensiva, diciamo uno ha già più o meno, potrebbe avere una sentenza preconfezionata, cioè in base a un'ipotesi accusatoria. Scrivere e contraddire quelli che è l'ipotesi accusatoria, una sentenza di assoluzione, è scrivere qualcosa in perfetta autonomia e perfettamente farina del sacco del giudicante, quindi creare un qualcosa di nuovo. No? E non è sempre facile, cioè sembra facile, ma ci vuole non solo la possibilità di saper scrivere qualcosa di nuovo, ma anche il coraggio di scrivere, soprattutto in quei casi così controversi e così dibattuti in televisione per lunghi, io oserei dire anni, diciamo, scrivere qualcosa di autonomo e che vada controcorrente, occorre tanto coraggio. Molti giudici questo coraggio ce l'hanno, altri, così come alcuni avvocati hanno un po' più di coraggio rispetto al mio, altri giudici magari hanno meno coraggio e quindi sostanzialmente fa comodo a tutti poi insomma riportare il pensiero comune. Se un pensiero appartiene a tutti, è un pensiero che insomma alla fine non può fare male alla persona che insomma la pensa e si uniforma al pensiero di tutti, insomma, no? Però così non usciamo mai dal circolo vizioso, in larga parte, o corriamo il rischio di non uscirne mai. Ma guardi, per uscire dal circolo vizioso, io ritengo, cioè il mio modesto avviso è qual è? Cioè che alla fine, visto che non viene effettuato un controllo da parte dei media, così come prescrive la nostra Costituzione, così come prescrive il vostro regolamento, se questo controllo deve essere blando, un controllo di parte,
no? Oppure un controllo morboso, giusto per riportare una notizia di Tizio che ha ucciso Caio, allora io penso che lo scopo fosse un altro, quello di rendere il processo pubblico, il controllo sul processo. Quindi se non si ritiene che si debba perseguire quel determinato scopo, allora si potrebbe fare come si fa in altri paesi, per esempio in Inghilterra, dove il processo appartiene alla difesa, appartiene all'accusa, appartiene agli imputati e al giudice. Quindi fin quando un caso non viene dibattuto in tribunale, non si fanno le trasmissioni televisive, non si disquisisce prima degli elementi di prova sulle televisioni prima di affrontare un processo. Noi abbiamo visto ormai di tutto, abbiamo visto testimoni che prima di andare in tribunale, in corte d'assise a rendere la testimonianza, vanno a renderla in televisione. Ci sono casi notissimi, insomma, in questo senso. Quindi il testimone viene sentito prima dal conduttore televisivo e poi un anno dopo magari dal giudice, e magari ci sarà pure una difformità tra quanto detto in televisione e quanto detto al giudice. Quindi ormai si procede a contestare le interviste televisive a testimoni, ad imputati e quant'altro. Quindi diciamo c'è qualcosa certamente da rivedere. O da un lato si rivede quello che è il ruolo, la funzione del giornalista, quindi la sua neutralità rispetto a quello che deve essere il processo, rispetto all'organo d'accusa, rispetto all'organo di difesa. Naturalmente ognuno è libero di esprimere il pensiero, però insomma deve essere bilaterale questo, non è che insomma uno pensa bene se diciamo applaude l'accusa e pensa male se applaude la difesa, cioè che significa? Cioè ognuno pensa quello che vuole, cioè non è che in base a chi sostanzialmente la tesi alla quale aderisce e allora dice è un gaglioffo oppure un gentiluomo, insomma, no? Però in questo momento c'è questo tipo di quasi quasi uno deve anche certe volte vergognarsi, dire ma quasi quasi io la penso come la pensa la difesa. Già, è quasi un peccato mortale dire una cosa del genere in questo momento storico. Se non si ha la capacità o la possibilità di arrivare a questo, allora probabilmente si dovrebbero trovare forse delle soluzioni legislative, insomma, per un corretto esercizio della giustizia, cioè cercare di evitare di rendere mediatici i casi giudiziari, e quindi prima si fa il processo e poi eventualmente se ne parlerà, insomma. Ecco. Allora, fatta questa premessa, lo so che il discorso ci può portare a tante altre considerazioni. Io adesso però vorrei aprire la fase, diciamo, documentale che avevamo interrotto nelle trasmissioni precedenti, proprio perché alla fine, per assurdo, in tutti questi discorsi, nella stragrande maggioranza di questi discorsi, poi sono i fatti che vanno a perdersi, no? Cioè gli elementi in base ai quali poi l'opinione pubblica dovrebbe formarsi una propria opinione, cioè i contenuti, i fatti. Quando voi siete arrivati a difendere Olindo Romano e Rosa Bazzi, avete già trovato un castello narrativo che i fatti li aveva seppelliti praticamente. Sì. Quindi sarebbe stato un lavoro improbo, come è stato, cercare di far emergere quelli che per assurdo erano gli elementi cardine, cioè i fatti oggettivi, come sono andate le cose. Per esempio, per lunghissimo tempo si è saputo che il sopravvissuto alla strage riconosce subito il suo aggressore in Olindo. Non è così, no. Però c'è voluta parecchia fatica, diciamo, per far emergere questa cosa. Il dato scientifico clamoroso è enorme, per cui non ci sono, dopo il lavoro dei RIS approfondito, tracce degli aggressori sulla scena del delitto, tracce delle vittime sugli aggressori nella loro casa. C'è voluto un anno per farle emergere. Clamoroso, ma ci è messo un anno, no? Quindi sarebbe stato, a parti invertite, un dato clamorosissimo, certo, immediatamente reso pubblico e immediatamente comunicato a tutti. Adesso noi stiamo facendo un percorso a ritroso a distanza di anni, però rimangono fatti, i fatti rimangono tali e rimangono importanti da conoscere. Quindi le chiedo, adesso manderemo di nuovo in onda la fase degli interrogatori e delle famose confessioni di Olindo Romano e di Rosa Bazzi. 10 di gennaio del 2007, la strage di Erba risale a circa un mese prima, no? L'11 di dicembre del 2006. Vengono arrestati i due coniugi l'8 di gennaio. Abbiamo ascoltato nelle altre puntate e nelle trasmissioni alcune intercettazioni che anche lì si era detto che le intercettazioni a loro carico erano stranissime, non parlavano della strage, cioè, non è vero. Abbiamo ascoltato le
le loro considerazioni dalla loro viva voce, anche nelle intercettazioni che la stessa procura reputa non inquinate dalla loro consapevolezza di essere intercettati, no? Siamo arrivati comunque all'arresto, adesso non la faccio troppo lunga, l'8 di gennaio i due accusati, diciamo, della strage manifestano la loro completa estraneità e raccontano la versione identica, sia Rosa che Olindo, di cosa hanno fatto quella sera della strage, e in quello sono perfettamente coincidenti i loro racconti. Abbiamo fatto questo e quest'altro, siamo andati a Como, al McDonald's, abbiamo visto le vetrine, tutto il percorso che hanno fatto, tutto coincide quell'8 di gennaio. Il 10 di gennaio invece si apre la giornata delle confessioni. Sono passati 2 giorni, voi avete argomentato anche sul motivo per cui i due coniugi arrivano a voler confessare, no? In estrema sintesi, e poi andiamo agli audio e ai documenti. In estrema sintesi, perché loro si accingono a confessare? Quella giornata è stata una giornata abbastanza caotica, quella del 10 di gennaio, cioè 2 carabinieri andranno a prendere le impronte digitali ad Olindo, impronte già prese, e diranno gli stessi carabinieri, per la verità in dibattimento, che a un certo punto Olindo diceva che la moglie non c'entrava nulla e che insomma quindi doveva uscire per tornare a casa. E allora a questa considerazione di Olindo, uno dei carabinieri si è sentito dover rispondere: ma scusa, se tua moglie non sa nulla, non c'entra nulla, significa che tu qualcosa hai visto, quindi io ti suggerisco di chiamare i magistrati, dirai che tua moglie non c'entra nulla, così lei esce e se ne va a casa con molta tranquillità, e tu sai, hai presente gli sconti di pena, i pentiti, l'abbreviato e quant'altro, dopo qualche anno la raggiungi. Questo è un discorso che naturalmente è stato confermato, insomma, in dibattimento, e anche questo non si sapeva, questo nemmeno si sapeva del carabiniere che aveva avuto questo discorso che aveva fatto questo discorso con Olindo Romano. Si è saputo un anno dopo, in dibattimento è uscito fuori, e così poi è stato, cioè Olindo ha chiamato i magistrati e da lì ha iniziato a pensare di confessare. Per la verità, però, prima di confessare c'è una bella intercettazione ambientale tra Olindo e Rosa, quindi un altro elemento probatorio, dove Olindo, l'abbiamo sentita probabilmente nelle precedenti trasmissioni, dove Olindo dice a Rosa di questa visita che hanno fatto i carabinieri e che lui si è determinato a dire di essere stato lui, così lei può tranquillamente uscire. Anche lì Rosa dirà: ma se non siamo stati noi, ti pesa tanto stare qui dentro, per quale motivo devi confessare? Questo avviene qualche minuto prima rispetto alla confessione. Succede pure però che Olindo pensa di essere lui ad entrare per primo, in realtà sembra che sia Rosa a precederlo, e dapprima Rosa dirà di aver fatto tutto lei, poi successivamente entra Olindo e dirà di aver fatto tutto lui, poi diranno gli stessi magistrati: ma vedete che voi certe cose proprio non le sapete raccontare, quindi significa che le cose le avete fatte insieme. E fatto sta che poi alla fine risponderanno e saranno condannati per la strage di Erba in concorso. C'è da sottolineare pure che queste confessioni, una persona che si determina a confessare, cioè non è che ci vuole molto a confessare, 1 ora, 1 ora e mezza, 2 ore, insomma, in realtà iniziano queste confessioni alle 2:30, alle 14:30 di pomeriggio, e poi finiranno intorno a mezzanotte. Questo perché? Non perché loro non collaborassero, anzi fanno a gara per confessare, cioè, ma proprio perché diciamo devono essere proprio suddivise in 3 fasi per mettere insieme i pezzi delle dichiarazioni dell'uno con le dichiarazioni dell'altro. Poi queste confessioni successivamente, nonostante la buona volontà di Olindo, Rosa, le dichiarazioni di Rosa sono veramente deliranti, ma questo lo scrive anche la sentenza. Poi per quanto riguarda le dichiarazioni di Olindo, noi abbiamo potuto constatare che nonostante la buona volontà di Olindo, ci sono nella sua confessione 243 errori su aspetti fondamentali della vicenda. È una montagna di non lo so. È una montagna di non lo so, non ricordo, questo metta quello che vuole, finisce, pensi un po' la confessione. Quindi anche questo, diciamo, questo numero che è stato dato alla difesa, è stato dato alla fine del dibattimento, forse non mi ricordo, 243, non è stato confutato da nessuno, non è stato confutato dall'accusa, dalle parti civili, non è stato confutato dalle sentenze.
Indubbiamente gli errori ci sono, e sono degli errori in alcuni casi veramente clamorosi per una persona che addirittura cerca di confessare, insomma, veramente diventa inspiegabile. La sentenza, insomma, quella d'appello, perché in realtà la sentenza di primo grado diceva che le confessioni erano perfette, sovrapponibili, non c'erano errori. La sentenza d'appello prende atto che ci sono gli errori e lo spiega dicendo che magari Olindo da un lato è difficile in quei momenti coincitati ricordare tutto, e dall'altro si cercava di tenere una porta aperta per poi sconfessare la stessa confessione, nel senso, avrebbe confessato per poi un giorno dire: guardate che non sono stato io, ecco perché commette gli errori, lo fa apposta. Quindi diciamo, questa è stata la soluzione che la sentenza ha prescelto. Indubbiamente però anche oggi 243 c'erano di errori e 243 ne rimangono. Probabilmente potremmo anche provare a trovarne qualcheduno in più, certamente non qualcuno in meno. A prescindere dalla logica per cui io confesso ma sbagliando, perché così poi il ritratto. Allora faccio prima non confessare. Certo, cioè, infatti se è il primo caso giudiziario, forse la prima sentenza che scrive questo, insomma, nei casi giudiziari è difficile. Cioè, se una persona naturalmente non vuole confessare, non confessa, punto e basta. Se una persona in realtà invece si va a programmare una confessione perché si vuole dichiarare innocente, certamente, insomma. La logica è difetta in questo caso, diciamo, quindi non può che difettare anche la motivazione, diciamo, si della scava sentenza. la fossa, insomma, no? Abbiamo lo stacco pubblicitario. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al
22. Allora, torniamo, avvocato Schembri, a quel giorno del 10 di gennaio del 2007, dopo che Rosa ha avuto il primo colloquio, anche perché Rosa Bazzi, diciamo, dopo che il marito in quel colloquio, in quell'intercettazione di cui lei parlava prima, le manifesta l'intenzione di voler considerare questa ipotesi, parlo io in maniera tale che tu esci e poi sconto di pena, eccetera. Rosa, stupita e annichilita anche per certi versi, dice: ma cosa vuoi dire, che non siamo stati noi? Rosa però sviluppa una idea analoga, una volta che vengono separati bruscamente i due coniugi. Dice: allora se lo faccio io libero lui, no? Se io confesso, diciamo, allora vale il reciproco, dice Rosa, sostanzialmente. Vuol dire che lui, che è più debole, perché lei glielo chiede, stai così male qui dentro, e il marito le risponde sì, dice: lui è più debole di me, allora se faccio la prima mossa io, liberano lui. E poco prima, infatti, di quello che adesso sentiremo, c'è stato il colloquio di Rosa con i pubblici ministeri, i quali pure prendono atto di quello che lei sostanzialmente diceva prima. Ma non è vero quello che lei ci sta raccontando, ma lei sta dicendo cose non vere, ricominciamo bene, ricominciamo da capo, lei vuole salvare suo marito, lei dice cose non vere, imprecise e false, ma adesso non ha senso tornare indietro, dicono i pubblici ministeri, non è possibile che lei da sola abbia fatto tutto questo macello, perché Rosa dice si assume la responsabilità esclusiva completamente. E più e più volte i pubblici ministeri dicono: ma non è vero, non è andata così, non è possibile, questo che lei sta dicendo fa a pugni con la logica, con la realtà, eccetera, eccetera. Insomma, Rosa però si capisce benissimo per quale motivo ha confessato. Non fategli del male all'Olindo, lui non ce la fa a stare qui dentro, sono sicura che fa qualche cosa e poi lo perdo per sempre, no? Non torturate Olindo, dice in conclusione. A un certo punto si era convinta pazzescamente anche di una possibilità di tortura. La prego, mi aiuti, non gli faccia del male a Olindo, lo lasci andare. Dopo questo colloquio inizia quello con Olindo Romano, il quale inizia, diciamo, a cercare di mettere insieme i pezzi della sua confessione, che è tutta punteggiata, lo dicevamo prima, di non so e non ricordo, come in questa fase iniziale della conversazione, del colloquio con i pubblici ministeri. Lo stava dicendo adesso, vi dico la mia verità, ci dica questa sua verità. Non lo so. È vero quello che ha detto sua moglie, che lei non voleva? No, non è vero. No, quello che ha detto mia moglie non è vero. Beh, niente, guardi, è troppo. Perché le stavo dicendo, noi ovviamente non le possiamo dire il contenuto di quello che ha detto sua moglie, però fino ad ora bugie non gliene abbiamo dette, signor Romano. Sua moglie ha detto particolari che solo chi è stato lì dentro poteva sapere. Lì dentro quel giorno, non lì dentro così. E quindi può darsi che abbia detto delle imprecisioni, può darsi che abbia voluto darsi forse più colpe di quante ne ha, non lo so, forse di meno, però ecco, allora proprio per questo è importante che lei ci dica la sua. Non lo so. Non lo so, dice Olindo all'inizio, non lo so, dice Olindo anche in questa fase terminale di questo primo brano, diciamo, di colloquio, no? Non è vero niente, dice lui, non è vero niente quello che ha detto mia moglie, perché lui a questo punto, quando gli viene detto che sua moglie si è presa le responsabilità, e peraltro il magistrato dice non possiamo dirle quello che sua moglie ha detto, no? Evidentemente, però scoprirà poi che l'inverso invece in qualche modo vale. Sì. A Rosa verrà detto quello che invece ha raccontato. Tipo i verbali. No? Questi non lo so, diciamo, punteggiano, diciamo, in moltissimi punti la ricostruzione di Olindo. Come poco più avanti, siamo intorno al quarto d'ora di questa conversazione, che poi vorremmo man mano ascoltare più in dettaglio, si ritorna su questa questione del ricostruire, ma Olindo non è così, fin dall'inizio lo è stato con sua moglie, quando li fanno incontrare prima delle confessioni, non è così convinto di quello che sta facendo, anche perché la reazione di Rosa è stata abbastanza scettica, no? Anzi critica su questa sua intenzione. Quindi lui continua anche a chiedere, un'altra caratteristica di queste confessioni, continua a chiedere consiglio ai pubblici ministeri, a chi lo sta interrogando, su cosa è meglio fare, no? Che è un'altra delle caratteristiche di queste confessioni. È salito.
Non lo so. Devo continuare. Sì. È meglio. Senta, sua moglie dice che è salita prima lei e poi è entrato lui. No, mia moglie non c'è. Invece non è vero, è entrato prima lei, giusto? Sono andato su io da solo. È andato su. Erano tutte e due insieme le donne? Sono scese insieme dalla sono scese macchina? insieme. Sì. Il bambino chi ce l'aveva? Il bambino chi ce l'aveva? Il bambino non lo so chi ce l'aveva, perché io Comunque andava con le sue gambe il bambino, sì, non sì. lo prendevano in braccio. Ho visti scendere, non gli sono andato dietro subito. Va bene, adesso ci racconti lei. Noi stiamo zitti. Dica bene, si è mosso, li ha visti, dica cosa, dica Io cosa. non mi ricordo tutto. Cioè, quello che si ricorda. Li ho lasciati scendere e li ho lasciati entrare da portoncino. Loro il portoncino l'hanno chiuso, ma io avevo le chiavi che mi ero procurato tempi indietro, quando avevano cambiato la serratura, le avevano date anche a me che non c'entravo niente, le ho tenute e mi sono rimaste. Ce le ha ancora? No, le ho gettate. Ho aperto il portoncino e sono entrato. Loro nel frattempo erano già entrati in casa, no? E avevano lasciato la porta aperta. Io mi sono fermato fuori dalla porta. Quale porta? Quella d'ingresso, la loro da sotto. Dell'appartamento. Sul pianerottolo. Sul pianerottolo, per sentire cosa succedeva di dentro, no? E sono stato lì un pochettino, perché prima sentivo i rumori verso, diciamo, lontani, no? Quando ho sentito le voci che si avvicinavano, sono entrato e c'era prima la Raffaella, poi c'era sua mamma e il bambino era di là in soggiorno, lì nel corridoio. Scusi, è entrato nell'appartamento. Come ha fatto per la porta? Era aperta. Era aperta. Per come mai era aperta? Non lo so. Ma vedeva dentro? Sì, vedevo dentro, la porta era aperta. Sì. Allora, avvocato Schembri, non lo so, non ricordo tutto. È meglio che devo continuare o è meglio di no? Nel mio caso mia moglie non c'entra. Il bambino non lo so, chi ce l'aveva. Erano entrati in casa, cioè le vittime, lasciando la porta aperta. Sì. E io vedevo dentro, tra l'altro con la luce invece che era staccata la corrente elettrica dalle 5:30 del pomeriggio. Sì. Ma già basta notare, insomma, che l'impostazione che Orindo dà al racconto, le chiavi, diciamo, sono gli stessi inquirenti, pubblicisti, che le chiavi del portoncino, lei come ce l'aveva, no? Che ha aperto il portoncino, dice no, mi ero fatto un duplicato, ma c'era ancora, le ho gettate. Quindi poi, ma la porta, dice, ma come è entrato lei? Nell'appartamento delle vittime, sì, dove c'erano le vittime. E dice, era aperta la porta e quindi io vedevo, per la verità lì ha già fatto notare lei che sostanzialmente era tutto al buio perché la luce era stata staccata. Quindi già dall'esordio, insomma, si nota che da un lato lui premette, dice io non è che mi ricordo tutto, ora ci provo, e inizia a provarci in questo modo, chiavi gettate che non ci sono più, e questa porta aperta, e quindi questa aggressione premeditata sarebbe stata affidata al caso, perché e lui va su, andrebbe su con le armi di tutto punto per uccidere, ma se trova, poi lo dirà pure, se trova la porta chiusa dovrà ritornare a casa sua senza fare nulla. No? Quindi la strage di Erba sarebbe affidata alla porta chiusa o aperta. Lui dirà poco più tardi, lo sentiremo, lui dirà non ho deciso di andare su e ucciderli, non so in che momento ho deciso, ero fuori a fumare, quel giorno non ero più incazzato del solito. Quindi così, insomma, no? Diciamo, una cosa di questo tipo uno la improvvisa, e se non c'era la porta aperta sarebbe tornato indietro. Tant'è che lui gli racconterà anche più avanti che ci aveva già provato una volta, quindi era andato con le armi, ma siccome c'era la porta chiusa se ne era tornato a casa. Ma molto probabilmente era aperta perché stavano portando fuori la pattumiera, c'era un sacco della pattumiera, per quello che avevano lasciato la porta aperta, perché dovevano ridiscendere a portare la pattumiera fuori del cortile, per quello che hanno lasciato la porta aperta. Io questo non sapevo, mi sono trovato la porta aperta e lì, quando li ho sentiti arrivare non so cosa mi è successo, sono entrato e la prima che mi sono trovato di fronte è stata la Raffaella, che l'ho colpita subito e l'ho lasciata lì per terra. Poi ho colpito subito la madre, veloce, però non so se erano morti o che cosa, però erano lì per terra che non si muovevano quasi più. E poi dopo che ho colpito la madre, che è caduta anche lei, che ho visto che non si muoveva quasi più, che era lì che sbatteva, diciamo, sono andato in soggiorno, ho preso il figlioletto piccolino.
E cosa ha fatto? Io adesso, come adesso io non me lo ricordo, non riesco a rivedere la scena, gli ho tagliato la gola. Poi non mi chieda la scena perché non Sì. Vabbè. Poi sono tornato indietro e quelle stavano ancora sbattendo e allora gli ho dato delle coltellate. Gli ho dato prima alla madre e poi alla figlia. La figlia però non è morta subito, diciamo, sul colpo, l'ho colpita diverse volte alla pancia, però non è morta subito, ci è voluto un pochettino, gli ho messo un cuscino sulla testa come per soffocarla. E poi dopo niente, poi quando ho visto che bene o male mi sembravano morti, non lo so, ho dato fuoco alla casa. Come? Con l'accendino. Di che colore? Un accendino giallo, quelli trasparenti. Giallo trasparente. Giallo trasparente che si vede dentro il gas. Ho preso dei libri e delle cassette, non so DVD o quello che erano, li ho gettati sul letto, non in mezzo, lì, e ho dato fuoco alla carta. Poi sono andato in cameretta, ho dato fuoco anche lì, e solo che quando prima ho bruciato la carta, poi sono andato in cameretta, nell'uscire era già piena di fumo, ha preso fuoco istantaneamente, che io sinceramente mi hanno trovato la tanica del liquido in macchina, ma io non ho usato nessun liquido. La tanica era del camper, c'era dentro gasolio, non c'entrava niente, io non ho usato infiammabile. Si vede che lì era poliestere, era infiammabile, ha preso fuoco subito. Allora a quel punto lì, io che stavo uscendo dalla cameretta, mi sono affrettato verso l'ingresso per uscire, perché tra un po' dopo non si respirava più. Solo che nell'uscire ho visto che si è accesa la luce della scala. E allora ho aperto la porta, prima di uscire ho guardato fuori, ho visto i frigerio che venivano, che scendevano. Allora, avvocato Schiavi, la prima ricostruzione dell'aggressione, la scena dell'aggressione, compreso al bambino, ma non ricordo. La scena non me la ricordo. Non me la ricordo e non mi faccia queste domande perché non sono in grado di ricordare esattamente cosa è successo. Poi grossolanamente, diciamo, quello che Olindo descrive è quello che è emerso dal provvedimento di fermo e dalle notizie già circolate nel mese precedente, no? Sì, lui replica sostanzialmente il provvedimento di fermo che è in mano e poi le notizie di stampa precedenti, cioè che i morti erano di quel numero, che erano morti lì sopra, eccetera, eccetera. E chiaramente quando si tratta di dare dettagli non riesce a darli. Ecco, per esempio, avrebbe appiccato il quello fuoco. Del fuoco è un elemento importante, no? Con l'accendino, dice lui, con l'accendino, e dà anche un accendino trasparente, perché non dimentichiamoci che ci sono anche le foto. Quindi sostanzialmente poi si saprà pure che a Olindo e Rosa erano state mostrate pure le foto sostanzialmente della strage. E ancora gli inquirenti in data 10 gennaio non sanno, perché devono ancora arrivare i risultati, che in realtà il fuoco è stato appiccato naturalmente non con un semplice accendino, perché insomma con un semplice accendino è impossibile appiccare il fuoco a un appartamento, e a un appartamento, così come dice Olindo. Poi verrà provato invece che in realtà il fuoco è stato appiccato utilizzando degli acceleranti, oltretutto di natura diversa, pure più acceleranti per appiccare il fuoco lì dentro, quindi verranno trovate tracce di accelerante e di diverso accelerante. Ecco, questo è uno dei tanti particolari che naturalmente una persona che non è stata lì dentro quella notte e che quindi si è limitato a leggere il provvedimento di fermo che non porta acceleranti, perché neanche gli inquirenti a quella data lo sanno, piuttosto che non porta altre cose, naturalmente non può sapere e in effetti dirà che l'ha appiccato con un semplice accendino. Così come non sa Olindo che la luce in realtà era stata staccata, glielo diranno nel corso di questo interrogatorio poi gli inquirenti, cioè che la luce era stata staccata alle 6:20, quindi 2 ore prima rispetto alla strage. Olindo infatti dirà poi che una volta appreso che la luce era stata staccata, di averla staccata lui e di averla staccata però intorno quindi alle 20. In realtà dagli accertamenti che verranno effettuati la luce è stata staccata alle 17:40, 2 ore e mezza prima. E questi sono
pochissimi, diciamo, dettagli importanti naturalmente che Olindo, pur sforzandosi, non li sa e non li dice, ma non perché non li vuole dire, perché non li conosce, no? Anzi, lui cerca di collaborare in tutti i modi, cioè va bene quello che dicono i magistrati, per lui va benissimo, insomma, no? In quell'attimo lì non sapevo cosa fare, ho richiuso la porta, però c'era troppo fumo, cominciavo a non vederci più, sono uscito, il primo che ho trovato davanti l'ho aggredito, non so se l'ho preso per il collo, l'ho preso in faccia, quello non mi ricordo più. So che l'ho buttato per terra, gli ho dato una coltellata, 2, non lo so bene. Qui, avvocato, per tornare brevemente sulla questione del piccare il fuoco. Allora, dovremmo immaginare una scena di questo tipo, aggressione. Prendo un accendino, do fuoco alla casa e immediatamente la casa si riempie di fumo, perché nel frattempo io apro la porta, cioè, dopo pochi secondi apro la porta per uscire, ma vedo i coniugi Frigerio e Cherubini che scendono, quindi ritorno dentro, ma c'è già talmente tanto fumo che praticamente non posso più restare lì dentro, quindi questo incendio è divampato in pochissimi secondi, dovremmo presupporre, con un accendino. No, era giusto per chiarire l'aspetto. E poi dopo c'era l'altra signora che urlava, gli sono corso dietro coltellato anche lei. E dove è corso dietro? Sopra? No, io lì dal pianerottolo salendo, ma neanche più di tanto, non è salita più di tanto, diciamo nel pianerottolo 2 o 3 gradini. Si ricorda se è entrato in casa della signora Valeria? No, mi pare proprio che in casa non sono arrivato. Non è arrivato alla porta? No, non sono arrivato alla porta. Ma lei l'ha vista cadere o l'ha vista ancora che scappava? No, io ho visto il marito che è caduto all'indietro, pensavo che fosse morto. La signora l'ho vista lì sui gradini, pensavo che fosse morta anche lei. Pensavo. E a quel punto cosa fai? E a quel punto lì, niente, ho preso le armi, la spranga di ferro, il coltello, li ho messi in una borsetta di plastica che non so se ce l'avevo io o se ce l'avevo trovata. Allora, ci fermiamo un attimo, avvocato Schembri, perché questa descrizione della scena dell'aggressione ai coniugi Frigerio Cherubini poi si verificherà con analisi scientifiche e ricostruzione della scena di dati di fatto alla mano, che non sta in piedi in nessun modo. A parte il fatto che il signor Frigerio non cade all'indietro, come dice Olindo, casomai cade in avanti. Diciamo, in avanti. E soprattutto la descrizione dell'aggressione a sua moglie, Valeria Cherubini. Vabbè, quella è veramente incredibile, perché lui dice sostanzialmente di averla colpita sulle scale del pianerottolo e di averla lasciata lì. In realtà la signora Cherubini è stata trovata morta a casa sua, quindi un piano sopra. Peraltro con un'aggressione che in parte si è svolta proprio all'interno dell'appartamento della signora Cherubini. C'è una domanda specifica che fa il pubblico ministero e gli dice: ma lei non si ricorda di essere salito? No? Perché chiaramente già lì loro ipotizzavano che la morte fosse, o meglio, non solo si fosse verificata all'interno dell'appartamento, ma che parte dell'aggressione si fosse verificato dopo un inseguimento all'interno dell'appartamento della signora Cherubini, perché vi erano tracce di sangue da schizzo, perché vi era una tenda con un colpo di coltello, perché vi erano tutta una serie di elementi che facevano presagire questo. Ma peraltro vi era anche il corpo della povera signora Cherubini all'interno dell'appartamento. Lì Olindo dirà invece, abbiamo sentito, che la colpisce sulle scale e la lascia là sulla scala, quindi al piano di sotto. Per quanto riguarda invece il signor Frigerio, dice in avanti, indietro, in realtà cadrà in avanti, ma poi c'è anche un ulteriore dettaglio che dà, in base alle dichiarazioni di Frigerio, chi lo colpisce sostanzialmente utilizzando la mano sinistra. E anche questo, insomma, Olindo non ce lo racconta, anche perché non è mancino Olindo, ecco. Il coltellino, quello piccolo, che quello lì si era anche rotto, si era anche smollato. Quindi sono 2 coltelli e una spranga di ferro rivestita di plastica. Rivestita da lei o era già così rivestita di plastica? Adesso il discorso è questo, che quella spranga lì non mi ricordo se l'ho presa dalla mia macchina dove ho preso i coltelli e tutto, non mi ricordo se l'ho presa da lì o se l'ho trovata su in casa. Questo adesso mi sfugge. Comunque è una spranghettina di ferro. Perché 2 coltelli? Rivestita.
perché uno era piccolino serramanico e ce l'avevo in tasca, ce l'avevo sempre in tasca, non abbiamo visto che in macchina che ce n'erano in tasca, il coltellino piccolino io ce l'ho sempre. Questo l'ha usato contro chi? Ecco, quello piccolino l'ho usato contro Frigerio. Togliendolo dalla tasca? Togliendolo dalla tasca, sì. E quello grosso? E quello grosso l'ho usato per gli altri. Ma da dove viene questo coltello? Dove ce l'aveva? Quello lì praticamente è un coltello della nostra cucina, che io avevo messo in macchina, che poi non so se era rimasto in macchina o se l'avevo preso, non so, cioè quanto tempo è che ce l'avevo in macchina quel coltello lì. Ma questo coltello ha dei gemelli in casa? Questo coltello? No, è un unico? È un unico, sì, un unico. Mi disegna la lama? Lunga così, cioè il coltello è lungo così, il manico, la lama che va via dritta e viene sotto così, praticamente scende così, diciamo a punta che scende. E invece il coltellino? Il coltellino è il manico, il coltellino che esce con la punta triangolare non affilata. Triangolare, sì, non affilata. Senta, ma non ne ha a casa uno simile, quei coltelli lì? No, erano unici tutti e due. Come mai lo teneva in macchina? Quali? Quello grosso? Ma quello grosso avevo tagliato forse dei giorni prima, siccome quello piccolo non tagliava niente. Lo portava così. Come l'Opine. Esatto, come l'Opine, che è un ricordo di militari che l'ho messo in macchina e lì è rimasto, per dire. No? Quell'altro avevo tagliato qualche cosa, mi serviva per tagliare qualche cosa, non mi ricordo più cosa ho tagliato, no? Ed è rimasto lì, in poche parole, il coltello di quello di cucina. Ho capito. Allora, l'avvocato Schiemmi, faccio capire, c'è un coltello che non taglia, che però lo uso per fare la strage, per aggredire Frigerio, quello che non taglia, il coltellino che si è anche smollato e che non taglia. E lo uso, diciamo, per compiere una strage in pochi minuti. Sì. Poi c'è quella spranga che non so dove l'ho presa, dove era, e non so neanche perché avevo l'altro coltello in macchina, l'avrò usato per tagliare qualcosa, però non mi ricordo. E di tutta sta roba qua non si è trovato nulla, ovviamente. Niente, ovviamente non si è trovato nulla. Di tutte le armi, diciamo così. Poi verrà fuori dopo, adesso siamo quasi alle ore 12, dobbiamo chiudere, però verrà fuori anche più tardi, visto che lui dice, allora, questo coltellino che non taglia nulla, quello usato per aggredire Frigerio, ce l'avevo in una tasca. Poi la spranga nella destra e l'altro coltello nella sinistra. Sì. Diciamo. Quindi a un certo momento sarà lo stesso pubblico ministero che gli dirà: ma lei è come l'uomo gomma. È come l'uomo gomma, come faceva a fare tutte queste cose insieme? Sarà lo stesso pubblico ministero? Allora, al buio, in mezzo al fumo, con 4 persone da fronteggiare, e assolutamente, diciamo, fino a lì 4 persone che evidentemente cercavano di sottrarsi alla furia dell'aggressore. No, quindi è da immaginare un'azione quasi, diciamo, ai limiti del fumetto, se mi permette questa. Sì, la descrizione che ne dà della fantascienza, e l'osservazione che fanno gli stessi pubblici ministeri, dice: ma che è l'uomo gomma lei? No, come fa? Senta, dove le teneva addosso? Dove le teneva le armi? Il coltellino ce l'avevo in tasca, la spranga ce l'avevo sulla destra e l'altro coltello sulla sinistra. E lei è andato da casa sua all'ingresso del portoncino con le cose in mano, o ce l'aveva addosso? No, ce l'avevo addosso. Ce l'aveva nascosto. Ma lei come era vestito? Io c'ho su un paio di pantaloni marroni di tela forte, robusta, quelli con le tasche da parte, la felpa verde col cappuccio, con la scritta davanti Old Navy, vecchia nave in inglese. Sotto non mi ricordo che cosa avevo. Non lo so. E le scarpe? Le scarpe erano un vecchio paio. Posso vedere questa sua? Le scarpe erano un vecchio paio. E di questo non c'è più niente? No, non c'è più niente di questo. Dove ha buttato tutto? Perché io quando poi pensavo che erano tutti morti, sono sceso, no? Sono entrato in lavanderia. Mia moglie era di là che faceva il mestiere con la televisione accesa, non si è accorta di niente. Non si è accorta. Io sono entrato in lavanderia e mi sono cambiato. Ho cambiato le scarpe, i pantaloni, il giubbetto, non so se avevo il maglione e la camicia, non me lo ricordo, la maglietta, ho tirato fuori tutto, coltelli, la spranga, tutto quello lì. Ho tenuto su solo gli slip, praticamente avevo sui guanti, avevo su tutto, mi sono guardato allo specchio, ero pulito. Lei aveva dei guanti? Allora, mi sono guardato allo specchio, ero pulito, mi sono cambiato completamente. Rosa era di là che faceva il mestiere, non si è accorta di nulla. Però i RIS in 15 giorni di lavoro non trovano la minima traccia
di lasciata triangoli. da Olindo. Poi c'è da notare, ogni volta che uno mi ascolta ci sono dei particolari dettagli che insomma si scoprono. Poco prima ha detto che aveva una felpa con la scritta Old Navy marrone, no? Subito dopo, quando deve invece raccontare che cosa ha fatto dei vestiti, di quello che indossava, delle armi che le ha buttati, dirà che il maglione o la camicia li ho sostanzialmente poi buttati. Quindi quello che 2 minuti prima era una felpa marrone con la scritta Old Navy, proprio precisa, diventa maglione o camicia che ha buttato. Per essere preciso. Lei era stato precisissimo e ha detto con la scritta Old Navy. 1 minuto prima lo dice, 1 minuto dopo dice che aveva il maglione o una camicia, non ricorda. Siamo al 24esimo minuto di questa confessione, diciamo così, che continueremo a sentire perché adesso siamo arrivati alle 12, avremo modo di proseguire perché, non perché diciamo, abbiamo delle finalità particolari, ma perché questa roba qui non si conosce. No, non si conosce, non è stata raccontata, eppure di questa roba qua, di questo materiale, avrebbero dovuto occuparsi le corti giudicanti. Mi piace, avvocato Schembri, di dire una cosa così ovvia, no? E gli stessi inquirenti nel momento in cui le ascoltano, perché le confessioni è vero che sono un elemento fondamentale di questa storia, ma per essere un elemento risolutivo devono poi essere aderenti alla verità. Perché altrimenti che confessioni sono? Ognuno di noi può confessare quello che vuole, però un discorso è confessare un omicidio e dire ho dato 15 colpi alla vittima e in effetti ce ne sono 15. Un discorso è dire invece ho ucciso un uomo a Piazza del Duomo, in realtà poi il delitto è avvenuto a San Siro, insomma. C'è una bella differenza, no? Beh, avvocato Schembri, io per il momento la ringrazio, poi avremo modo di risentirci e di proseguire e nel contempo saluto anche coloro che ci hanno seguito. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Leggi qui, Golf con Tech and Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base, poi se vuoi anche il navigatore